Dice di non ricordare cos'è accaduto e chiede come sta la vittima della sua aggressione. Primo colloquio in carcere per il 33enne trevigiano che ha accoltellato il prof a Bassano. Domani l'udienza di convalida potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. A Quinto di Treviso la disperazione dei familiari del 33enne attoniti per quanto accaduto. Abbiamo fatto di tutto per aiutare Alberto. La tragedia del piccolo Carlo, il bimbo di 6 anni Roncade, morto a Cavallino Treporti, segnalata alla polizia postale una raccolta fondi non autorizzata, ignobile speculare sul nostro dolore, dice il papà che lancia l'appello a fare attenzione. Mobilitazione generale questa mattina a San Trovaso di Preganzio per una fuga di gas, evacuate decine di famiglie in 2 vie. Altra fuga di gas nel pomeriggio a Conegliano. Il maltempo non lascia il Veneto e peggiora l'allerta gialla in tutto il territorio regionale, ampliata e prolungata fino a sabato. Oltre 1 migliaio di persone, penne nere da tutta Italia a Codognè per i funerali di Giuseppe Benedetti, lo storico ex presidente ANA di Conegliano, il ricordo commosso. A Guarda di Montebelluna tutte le contrade dell'imminente palio, oltre alla comunità strette attorno alla famiglia di Giacomo Cornuda, morto a soli 24 anni, la gara del 7 settembre sarà in suo onore. A Monigo una panchina bianca dedicata al ricordo delle vittime della strada, un messaggio di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale in un periodo in cui c'è il dibattito forte sugli autovelox. Domenica 21 settembre il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, a Motta di Livenza per la processione dedicata alla Madonna dei Miracoli, una presenza nel segno della pace. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano la cronaca giudiziaria e torniamo a parlare del tentato omicidio di Bassano del Grappa, perché oggi Alberto Zago, il 33enne accusato di aver piantato il coltello nella schiena del docente per una sigaretta negata in strada, ha incontrato per la prima volta il suo avvocato in vista della udienza di convalida di domani mattina in tribunale a Vicenza. È decisamente provato in uno stato di confusione, con un vuoto mnemonico. Non ricordo nulla, sono dispiaciuto per il professore. Sono queste le parole di Alberto Zago al suo difensore, l'avvocato Enrico Villanova, che lo ha incontrato per la prima volta all'interno del carcere San Pio X di Vicenza, dove il 33enne trevigiano si trova rinchiuso da martedì con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento alle spalle del docente del liceo Brocchi di Bassano. Ha un vuoto tra le prime ore della mattina di lunedì fino al tardo pomeriggio e si è chiesto addirittura se effettivamente, come dicono i giornali, sia stato lui. Non si ricorda pressoché nulla, cioè lui mi dice di aver passato una mattinata a chiedere degli aiuti economici alle persone che passavano, non esclude di aver chiesto una sigaretta come riferiscono, ma i suoi ricordi iniziano a essere nitidi nel momento in cui era in stazione a Bassano per prendere un treno, quando sono arrivate le pattuglie dei carabinieri per provvedere all'arresto. Il 33enne si dice preoccupato per il professore ferito che si trova tuttora ricoverato al San Bortolo di Vicenza. Mi ha chiesto se la caverà, se avrà dei problemi, cioè era anche interessato per cercare di capire le condizioni di salute. All'udienza di convalida dell'arresto, con ogni probabilità Alberto Zago si avvarrà della facoltà di non rispondere. Proprio perché il ragazzo in questo momento non ricorda nulla, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quindi il silenzio di Alberto Zago sarà il mio silenzio, in attesa che sia possibile anche avere le idee chiare, che lui ricordi, se sarà in grado di ricordare. Innanzitutto voglio vedere se è possibile cercare una soluzione alternativa al carcere, che comunque bene non gli fa neanche per recuperare la memoria, quindi per vedere se sarà possibile trovare una comunità o un luogo dove fare gli arresti domiciliari, sempre che ci sia un giudizio favorevole del giudice per le indagini preliminari. E poi cercare soprattutto di capire un attimo
che cosa è successo in questo blackout di 24 ore. Intanto a Quinto di Treviso la famiglia Zago si è chiusa nel dolore. Per voce dell'avvocato Villanova, la mamma e il fratello fanno sapere di essere disperati, attoniti, basiti. Abbiamo sempre sostenuto Alberto fin dove abbiamo potuto, spiegano i familiari, per cercare di renderlo autonomo. Senza puntare il dito contro nessuno, concludono, ci chiediamo se sarebbe stato possibile avviare un altro percorso di recupero per evitare un epilogo del genere. Ancora la cronaca, sono giorni e ore di angoscia a Loria per la scomparsa di Erika Zordan. La vediamo in foto, 31enne allontanatasi dalla sua abitazione nel pomeriggio del 22 agosto, quindi ormai da 6 giorni, mai più ritornata. Erika Zordan, la vedete, alta 1,70 m, di corporatura magra, capelli lunghi neri e occhi azzurri. I familiari sono molto preoccupati per lei. Chiunque avvisti la ragazza o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato ovviamente di contattare il 112. Queste le immagini, le riproporremo magari nel corso del telegiornale, di Erika Zordan, scomparsa da Loria il 22 agosto scorso. Torniamo a parlare della vicenda della donna trevigiana minacciata dal suo ex che per questo, lo ricorderete, aveva scritto una lunga lettera anche alle forze dell'ordine e alla stampa. Quest'uomo era stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, dispositivo però sospeso qualche mese fa quando l'uomo è finito in carcere per un altro reato. Da qualche giorno si trova ai domiciliari, la vittima chiede che l'apparecchio venga subito ripristinato. Con la sua fuoriuscita dal carcere, con il fatto che comunque gli hanno concesso 2 ore di libertà, a mio avviso va reinserito subito il braccialetto elettronico, dispositivo anti-stalking. Purtroppo nessuno mi ha avvisato, cioè io ho saputo dai social, perché ci sono delle persone che mi vogliono bene e mi hanno avvisato che appunto questa persona era stata tradotta agli arresti domiciliari, abita tra l'altro poco distante da casa mia. Un incubo che sembra non avere fine per Cristina, la donna trevigiana che nel marzo di un anno fa con una lettera pubblica si era rivolta agli inquirenti per chiedere una giustizia veloce nei confronti del suo ex, un quarantenne, accusato tra le altre cose di averle puntato un cacciavite contro, minacciando di sfregiarla con l'acido. Una vicenda di stalking che aveva fatto scattare la misura del braccialetto elettronico, dispositivo che a fine giugno è stato però sospeso perché l'uomo è finito in carcere per un precedente reato. È stato comunicato dai carabinieri che il dispositivo elettronico sarebbe andato fuori servizio. Io ho detto come mai? Perché è stato tradotto in carcere. Nelle ultime ore Cristina è venuta a conoscenza tramite i social e un amico che le ha scritto della scarcerazione del quarantenne. Ha visto che questa persona aveva pubblicato un post su Facebook, quindi aveva ripreso a pubblicare. A confermare la scarcerazione anche le forze dell'ordine. Mi ha detto, sì guarda, oggi ci è arrivata una PEC dal carcere di Treviso che è stato scarcerato e portato ai domiciliari appunto con 2 ore di permesso al giorno. Quello che ora Cristina chiede è che venga ripristinato il braccialetto elettronico. Io sono completamente scoperta dalle misure restrittive e credo che questo metta comunque in grave pericolo non solo me, ma anche le persone. Gli avvisi di questi cambi dovrebbero arrivare prima che le persone vengano scarcerate e le misure restrittive dovrebbero essere ripristinate prima o simultaneamente. In questo momento la donna si trova fuori provincia, ma nei prossimi giorni rientrerà a casa. Sono ovviamente preoccupata perché da domenica, lunedì si ritorna alla vita quotidiana. È ovvio che questa cosa dà abbastanza male perché ti senti trascurato. Ha paura di poterlo incontrare quando rientrerà a casa? Sì, sicuramente. La tragedia del piccolo Carletto Panizio, il bimbo di 6 anni di Roncade morto a Cavallino Treporti, è stata segnalata alla Polizia Postale una raccolta fondi non autorizzata. Ignobile speculare sul nostro dolore, dice il papà, che lancia l'appello a fare attenzione. Nella nostra famiglia di Dana non c'è al momento alcuna raccolta fondi autorizzata per il piccolo Carlo e quindi diffido
qualunque raccolta fondi che parta non autorizzata, e soprattutto invito tutti quanti a non aderire a nulla di queste, che sono tutte completamente delle frodi. C'è chi sta usando la tragedia del piccolo Carlo per scopi abietti e personali, un gesto talmente vile che ha spinto lo stesso Papa Fabio a lanciare questa allerta attraverso la nostra emittente. Un pensiero per Carlo Panizzo è il nome della raccolta fondi avviata su un'importante piattaforma online con l'obiettivo di raggiungere i 26.000 euro. Marco Rossi di Roma, nome volutamente generico, così come la provenienza, sarebbe il promotore del cosiddetto fundraising, corredato della foto del bimbo e dell'immagine della catena umana che si era formata spontaneamente nelle ore dell'angoscia a Cavallino Treporti l'11 agosto scorso, prodigandosi nei soccorsi, un'istantanea ormai entrata nella cronaca della storia recente. Solidarietà che in un primo momento aveva portato anche a una prima e unica iniziativa. C'è stata una raccolta fondi in passato che è già stata chiusa, quella fatta dalle amiche della mia ex moglie Dana, e basta, quella è già stata chiusa e quindi al momento non ce ne sono di attive. Per questo Panizzo ha segnalato la violazione alla polizia postale e si appella a tutti perché non si usi la tragedia del figlio per tornaconto. Con la forza di sempre e l'integrità dimostrata anche nel giorno dei funerali, Fabio usa parole precise. Speculare sul dolore delle persone è qualcosa abbastanza ignobile, quindi non serve spendere parole su questa cosa. A San Trovaso di Preganziola adesso l'abbiamo raccontato in diretta con il nostro Cristian Arboit e con Tommaso Migot, la mobilitazione generale di questa mattina per la fuga di gas che ha costretto l'evacuazione di decine di famiglie tra via Berto e via Quasimodo. Il racconto di una signora tra questi che dice: ho avuto paura di saltare in aria. Verso mezzogiorno il sospiro di sollievo generale, indagini da parte della polizia locale, sul posto anche la sindaca Stocco. Ho sentito un botto forte e poi si sentiva da gas, e poi è arrivata anche la polizia, ci ha detto di non stare in casa, di evacuare perché appunto si era rotto un tubo, e poi sono arrivati i vigili del fuoco. Tanta paura, sì, però diciamo che anche perché a 30 metri dalla fuga non è bello esserci. Ho paura di saltare in aria mia e anche tutta a casa. Sono stati attimi concitati, per qualcuno di vero e proprio panico. Quelli vissuti in via Berto a San Trovaso. Sono da poco passate le 8:30 del mattino quando la benna di questa ruspa urta contro la tubatura del gas, rompendola e provocandone una cospicua fuoriuscita. Lo scoppio, poi una sorta di geyser, l'odore acre che entra nelle case. Si è sentito un soffio molto forte e abbiamo avvisato i vigili del fuoco. Poi il soffio è un po' rientrato, ma si è mantenuto comunque a livelli forti, si è riempito tutta la zona, si sentiva odore di gas. La mobilitazione è immediata, i primi ad accorrere sono i vigili del fuoco, poi la polizia locale con i volontari della protezione civile di Preganziol. Ci sono operatori che fanno il porta a porta chiedendo ai residenti, diversi condomini, di evacuare. Mi ha suonato un signore della protezione civile e mi ha detto che era meglio che andassi via evacuare. Per chi resta o non può muoversi, l'ordine è quello di chiudere le finestre e non accendere né la luce o usare dispositivi elettronici, indicazioni che restano valide per buona parte della mattinata. Il contrordine all'evacuazione arriva poco dopo, ma ormai in tanti sono usciti in via precauzionale dalle loro case. Io ho lasciato casa avendo moglie e bambino piccolo, comunque abbiamo pensato di fare una passeggiata. E abbiamo scoperto che in realtà anche altre aree del paese erano state messe in sicurezza. C'è chi raggiunge dei familiari, chi semplicemente si rifugia nel bar del paese al Mieti. Come trovarsi in un punto di incontro e stare tutti insieme in modo che ti passi anche questa incertezza di come potrebbe andare. Comunque ce n'erano tanti, sì. Che succede queste cose porta solo a aver paura e trovare un posto
sicuro di dove andare. A seguire le operazioni la sindaca Stocco, che verso mezzogiorno dichiara chiusa l'emergenza. Il sospiro di sollievo è generale. È stato fondamentale intervenire tempestivamente, quindi qui rinnovo il plauso ai vigili del fuoco che sono intervenuti davvero nell'immediatezza, supportati poi da polizia locale, da protezione civile Preganziol, dai tecnici di Apireti Gas, quindi davvero una squadra imponente. È stato importante anche intervenire con la messaggistica, quindi con i social, con la messaggistica comunale, per dare una capillare informazione delle misure di sicurezza che erano state concordate anche con i vigili del fuoco, chiaramente. Ora sarà la polizia locale a effettuare tutti gli approfondimenti anche per stabilire eventuali responsabilità. Si trattava di un cantiere privato. Sono già in corso appunto tutti gli accertamenti del caso e quindi ecco un supporto, un grazie, un plauso davvero alla polizia locale, perché oltre alla gestione del momento appunto dell'emergenza e al coinvolgimento della cittadinanza, appunto ora è impegnato anche in questo tipo di attività. E un'altra fuga di gas si è registrata in via Crevada tra Conegliano e San Pietro di Feletto più tardi. E in questa zona anche qui è stata una giornata di mobilitazione con alcuni disagi per i negozi e le abitazioni della zona. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco di Conegliano. A quanto pare la tubatura è stata rotta nel corso di un intervento per la posa della fibra ottica. Sul posto a deviare il traffico anche la polizia locale del Coneglianese, fermato un automobilista che ha ignorato le transenne, presenti anche i tecnici di Apireti Gas. E poi c'è un'altra allerta che è quella del maltempo che non lascia il Veneto in queste ore domani con precipitazioni abbondanti, prevalente carattere di rovescio temporale più frequenti e consistenti nelle zone centro-settentrionali, dove i quantitativi potranno risultare anche abbondanti o localmente molto abbondanti. Possibile anche temporali localmente forti in tutta la regione. Tutto questo allarga l'allerta gialla e la posticipa fino a sabato, come vedete, quindi l'allerta gialla che viene prolungata fino al primo pomeriggio di sabato. C'è anche un altro aggiornamento che vi diamo per quanto riguarda il maltempo, che riguarda anche il Veneto. I superamenti di soglia pluviometrica per 40 mm in un'ora a Castelnovo del Garda, il Lasi, Molini Laghi, siamo sempre nel Veronese, poi Valle del Pasubio, Vicenza, Requaro Terme, San Bortolo Selva di Progno, Verona. Si è verificato il superamento della prima soglia idrometrica per Lagno, a Requaro Terme e a Ponte Brogliano, sempre nel Vicentino. I comuni che hanno attivato i volontari di protezione civile al momento solo in via preventiva sono Quarto d'Altino in provincia di Venezia, Sovizzo nel Vicentino e San Pietro in Cariano nel Veronese. Il fronte temporalesco ha interessato inizialmente il Veronese e ora si sta spostando verso il Vicentino, l'Alto Trevigiano e presumibilmente in serata interesserà la zona dolomitica. Queste le aree, fa sapere la Protezione Civile del Veneto, che sono interessate, potrebbero essere interessate. Quindi si sta spostando verso il Vicentino e l'Alto Trevigiano e più tardi nella zona dolomitica. Adesso di nuovo la cronaca, si finge un agente della polizia postale per farsi accreditare 6.000 euro sul conto da una anziana, ma viene bloccato e denunciato un 33enne di Napoli. Siamo a Crocetta del Montello. Si è finto un operatore della Polizia Postale di Roma e, secondo la tecnica del cosiddetto spoofing, ha convinto l'anziana a versare un bonifico di 6.000 euro. Denunciato un 33enne di Napoli, già gravato da precedenti di polizia, e ritenuto responsabile della tentata truffa ai danni di una settantenne di Crocetta del Montello. Il tempestivo intervento dei militari ha impedito che la signora versasse la somma su una carta ricaricabile, riconducibile al truffatore. L'operazione bancaria è stata bloccata in tempo e i soldi riaccreditati sul conto della vittima. L'Arma dei Carabinieri coglie l'occasione per rinnovare l'appello, soprattutto agli anziani, spesso soggetti a simili raggiri, a non eseguire mai bonifici o altre operazioni economiche su richiesta telefonica di sconosciuti. In caso di dubbi o sospetti è fondamentale contattare subito il 112. Dopo una tentata truffa, un tentato furto anche con danni è successo a Quinto di Treviso, denunciato un 31enne di origini marocchine residente in zone già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso mentre usciva dal distretto sociosanitario dell'ULS 2 dopo aver forzato la tapparella e danneggiato anche una vetrata dell'associazione anziani adiacente. A dare l'allarme è stato un cittadino che aveva notato movimenti sospetti, immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Dosson, supportati dal nucleo operativo e radiomobile di Treviso, che hanno bloccato il tentativo di furto prima che venisse portato a termine. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora il telegiornale.
Rieccoci in diretta ai telegiornali di Treviso, ripartiamo dalle oltre 1000 persone che nel pomeriggio a Cimetta di Codogné hanno dato l'ultimo saluto a Giuseppe Beppo Benedetti, morto improvvisamente per un'emorragia cerebrale, per anni storico presidente della sezione ANA di Conegliano, tantissime e da tutta Italia le penne nere presenti. È l'abbraccio della grande famiglia alpina ad accogliere il feretro di Giuseppe Beppo Benedetti quando alle 15:30 arriva nella piccola chiesa di Cimetta di Codogné. Sulla bara una cascata di rose rosse, accanto l'amato cappello che per anni Beppo ha indossato e che lo ha accompagnato anche nel suo ultimo viaggio. La parrocchia arcipretale non riesce ad accogliere le tante persone arrivate per salutare Giuseppe, così come i numerosi vessilli e gagliardetti delle penne nere giunte da tutto il nord-est, ma anche da Alessandria, Brescia, Bergamo, Parma. Alle esequie il presidente dell'ANA nazionale Sebastiano Favero, il governatore Zaia insieme ad alcuni assessori regionali, tutti stretti intorno alla moglie Marcella, ai 3 figli e ai familiari. Durante l'omelia il parroco ha ricordato la vitalità, la positività di Giuseppe. Aveva amici ovunque, lo testimonia anche questa straordinaria partecipazione al suo funerale. Tutti abbiamo perso un amico che se n'è andato troppo in fretta, che è andato avanti. Nel nostro cuore ci deve stare tanta riconoscenza, perché è stato un dono aver avuto Giuseppe come amico. Riconoscenza per quello che ha donato agli alpini e alla comunità con la sua generosità e solidarietà. Un ultimo gesto di grande umanità e solidarietà è stata la donazione degli organi di Giuseppe. Alla fine della cerimonia, mentre sul maxischermo allestito sul sagrato scorrono le immagini di Beppo, la sua sezione lo saluta ricordando i suoi valori e l'infinito amore per la famiglia. Quando eravamo in giro, sebbene non lo facevi vedere, ma c'era sempre un pensiero per la tua famiglia, per i tuoi fratelli. Erano un punto di partenza e un punto di incontro. L'ultimo ricordo, quello della sindaca di Codogné, Jessica Masini. Beppo mi ha accompagnata in tanti momenti, racconta. Non passava settimana senza una sua telefonata. L'ultima chiamata è stata poco più di una settimana fa. Sapevo che era in vacanza e con la sua solita premura si era raccomandato che mi divertissi. Era un uomo solare, ricco di valori, che metteva orgoglio in tutto ciò che faceva. Ciao Beppo, grazie per quello che sei stato e per quello che ci hai donato. Tanta commozione, alla stessa ora un altro addio commosso a Guarda, chiesa parrocchiale di Guarda a Montebelluna, l'addio a Giacomo Cornuda, appena 24 anni. Gli amici del Palio di Montebelluna in coro gli hanno detto: ti porteremo sempre con noi. Alla chiesa di Guarda a Montebelluna sono le tantissime maglie colorate ad accogliere il feretro di Giacomo Cornuda, 24 anni. Ogni colore una contrada diversa. In prima fila proprio quella di Guarda, alla quale lui apparteneva. La maglia verde luminoso spicca tra quelle della famiglia e dei numerosi amici che hanno voluto rendergli omaggio. Giacomo lascia la mamma Monica, il papà Flavio e la sorella Chiara. Di lui restano la gentilezza e la disponibilità. Grazie per tutto quello che hai fatto per la contrada, da atleta alla scorta con il furgone, ai lavori sul carro e alle scenografie della sfilata e all'aiuto che hai dato anche all'ente Palio. Ma il grazie è esteso anche, oltre al Palio, alla tua generosità. Sei stato e sarai sempre parte di noi. Ci sono persone che passano senza lasciare segni e poi persone come te che lasciano tracce ovunque, nei sorrisi, nei ricordi, nei gesti che oggi mancano. Con te non servivano maschere, eri autentico, vero, e forse proprio per questo si stava così bene insieme. Tu eri risata improvvisa, battuta fuori posto al momento giusto, energia che sapeva alleggerire tutto. Ed è così che voglio portarti con me, non come una ferita che non si chiude,
ma come una parte viva di me, di tutti noi. Non sarai un'assenza, sarai una direzione. Non solo un ricordo da custodire, ma una forza che ci spingerà avanti, come se il tuo passo fosse ancora accanto al nostro. Ti voglio bene. Una cerimonia composta e silenziosa, quella che ha voluto salutare Giacomo. Silenzio rotto dal lungo applauso che ha accompagnato la bara alla sua uscita dalla chiesa e che ha attraversato il picchetto d'onore di tutto il palio, tutta Montebelluna, labari alzati al cielo che lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio. Tante volte abbiamo raccontato per immagini gli addii, ad esempio, di giovani vite spezzate sulle strade, una delle piaghe della Marca Trevigiana e del Veneto. A Monigo da oggi c'è una panchina bianca dedicata alle vittime sulle strade. Che quando si fa sensibilizzazione tutto è utile, perché la sensibilizzazione deve essere a 360 gradi, quindi anche un piccolo segnale che se uno passa anche 2 minuti e legge, ma magari può essere di riflessione. Come mattoni che messi assieme contribuiscono alla costruzione finale di una casa, tutto può servire a sensibilizzare sulla sicurezza stradale, anche una panchina su un prato. Da oggi chi passa per il parco Ali Dorate di Monigo potrà incontrare una panchina bianca dedicata proprio al ricordo delle vittime della strada. Io dico sempre che le vittime non sono i morti, sono tutte, chi rimane paralizzato, chi rimane con qualche problematica, chi rimane come la ragazza di mio figlio che è sopravvissuta con un trauma. 6 anni fa Romina Ceccato ha perso il figlio Riccardo in un incidente stradale. Da tempo guida l'associazione Alba Luci sulla Buona Strada, che sul tema della sensibilizzazione ha raccolto un ampio fronte di associazioni e istituzioni. Ma in questo periodo proprio una querel tra istituzioni su approvazione e omologazione degli autovelox sta mettendo in discussione l'utilizzo di quello che dovrebbe essere uno dei principali deterrenti ad un comportamento scorretto al volante. Sì, questi sono effetti burocratici più che... perché i comuni sanno che quando uno mette un autovelox, quando mettiamo gli autovelox, sono in posizioni in cui ci sono già stati gli incidenti, ci sono stati spesso delle vittime, quindi non è tanto per far cassa ma per aiutare quello che è la prevenzione. È chiaro che è una prevenzione passiva perché l'autovelox ti arriva dopo, ma tu sai che se frequenti quella strada sicuramente il rischio per una sanzione ti fa diminuire la velocità. Io sono tra quelli che dicono che li metterei anche se la legge poi può permettere un ricorso, perché comunque è un metodo per aiutare a rispettare le regole e andare piano per strada. È stato un brutto segnale quindi spegnerlo, un brutto segnale per gli automobilisti. Ma il segnale è più che altro un messaggio psicologico che continuiamo a pensare che servano solamente per far cassa e invece sono un elemento che ci aiuta a rispettare le regole. Come la panchina in ricordo delle vittime della strada aggiunge un tassello all'attività di prevenzione degli incidenti, secondo Romina Ceccato anche l'autovelox contribuisce alla sicurezza stradale, ma da solo non basta. Tutto può essere utile, ma non possiamo dire che l'autovelox è un salvavita. L'autovelox può essere un mezzo, come tante altre cose, di poter provare, perché sfido chiunque a vedere che c'è un autovelox a correre. Passato l'autovelox sono convinta che corrono. Intanto ANCI Veneto continua a chiedere chiarezza proprio sul tema autovelox. Spesso e volentieri gli autovelox non vengono messi solamente per fare cassa o per fare cassa, ma vengono messi per andare a limitare delle situazioni di disagio e di pericolo. Anche noi come FAR avevamo guardato di posizionarne uno lungo il tratto provinciale che attraversa proprio il paese, però ci siamo bloccati proprio per questo impasse, per questo buco normativo per la quale insomma spero che il governo intervenga dando un'indicazione specifica e chiara in maniera definitiva, perché non si può continuare a vivere in questa situazione. Un'impasse normativa che Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, continua a segnalare al governo come una criticità da risolvere quanto prima e che di fatto lascia i sindaci da soli a prendere decisioni autonome, come Paolo Frena, sindaco di Colle Santa Lucia, che ha riacceso il velox sul Passo Giau. È fondamentale quanto prima risolvere l'annosa questione tra omologati e autorizzati. In attesa che vengano decisi i parametri di omologazione chiediamo che venga equiparata esattamente come era fino a qualche anno fa.
omologazione e autorizzazione. Questo consentirebbe ai comuni di poter utilizzare gli autovelox non per far cassa ma per proteggere le comunità. Treviso in particolare ha deciso di non spegnere i suoi apparecchi, anche rischiando i ricorsi. Per noi viene prima di tutto la sicurezza stradale e il Comune di Treviso si schiera apertamente dalla parte delle associazioni vittime della strada, tant'è che non abbiamo timore dei ricorsi. I nostri autovelox vengono utilizzati esclusivamente per limitare la velocità in quelle strade maggiormente trafficate come può essere la tangenziale, quindi autovelox accesi, e coloro che percorrono le strade comunali a 180-200 all'ora è giusto che vengano sanzionati. Un appello al Ministero forte e chiaro per non lasciare gli amministratori vagare nel vuoto ancora. Per quanto riguarda la posizione di ANCI è quella di lanciare un appello al Ministero di far chiarezza nel minor tempo possibile, proprio per restituire la serenità ai sindaci di poter utilizzare nel modo adeguato quelli che sono gli autovelox. Nessuna volontà di far cassa, totale volontà di proteggere le comunità. E poi ci sono dei ragazzi che in modo volontario affiancano soccorritori e forze dell'ordine per rendersi conto ogni giorno della realtà dei drammi sulle strade. Sono i ragazzi che si riuniscono in Veneto Orientale nell'associazione Ragazzi appunto on the road. Quali sono le conseguenze che un evento drammatico come essere testimoni di un incidente può avere sulla coscienza della sicurezza stradale di un automobilista o di un futuro automobilista? Ragazzi on the road è un'associazione che a scopo pedagogico accompagna giovani tra i 16 e i 20 anni a vivere un'esperienza diretta assieme alle forze dell'ordine. Abbiamo anche delle attività con i soccorritori e quello ce lo dimostra più di tutto, insomma si può uscire con un codice verde e poi questo può tramutare in giallo o in rosso, in nero, non lo sappiamo mai. I ragazzi ovviamente svolgono tutte queste attività in massima sicurezza, sono degli osservatori partecipanti e però assolutamente sì, quello che capita è la realtà, non c'è finzione e però la realtà è proprio quello che lascia il segno. Lorenzo Prollo è un giovane psicologo responsabile dell'unità educativa di Ragazzi on the road, un progetto che da un paio d'anni è attivo anche nel Veneto Orientale con la collaborazione tra gli altri dell'ULS 4, cioè a cui possono assistere i ragazzi alla realtà, a volte nella sua forma più cruda e drammatica, di un evento estremo come un incidente stradale. Sono capitate situazioni davvero tragiche, le dico una cosa in più, noi i ragazzi li portiamo fino alle shock room, li portiamo a vedere proprio l'ultimo intervento, l'ultimo step per salvare una vita. La sensibilità personale cambia da persona a persona, però la psicologia ci insegna che il dolore, se elaborato correttamente, può diventare veramente un'arma positiva, trasformativa, e con i giovani che parlano tra l'altro con i loro pari, davvero questa diventa una forza enorme. L'esperienza diretta, anche forte, con la realtà, la coscienza dei fatti e delle loro conseguenze, possono avere un effetto pedagogico profondo e indelebile. I ragazzi, se stanno alla pari, si sentono a fianco alle forze dell'ordine come loro, perseguono lo stesso obiettivo e quindi si sentono supportati dall'istituzione, davvero cambiano la loro prospettiva e davvero si orientano verso quella che è la strada della legalità. Un appuntamento importante da segnare nel calendario, anche perché poi Antena 3 ve lo racconterà in diretta. Il prossimo 21 settembre, domenica 21 settembre, a Motta di Livenza arriverà il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che presiederà la grande processione dedicata alla Madonna dei Miracoli, evento che si ripete ogni 25 anni nel corso dell'anno giubilare. Il patriarca di Gerusalemme, francescano e grande conoscitore del santuario mottense, è stato invitato, visto che la processione sarà un momento di preghiera per chiedere la pace in Medio Oriente. Quindi 21 settembre, domenica 21 settembre, il cardinale Pizzaballa a Motta di Livenza. Prima di andare a Belluno vi faccio vedere questa immagine emblematica. Vi dicevamo prima del maltempo che sta colpendo anche il Trevigiano. Questa foto arriva da San Biagio di Callalta, dove in questo momento si sta sviluppando una fortissima grandinata, e queste sono le dimensioni della grandinata in corso, quindi sperando che non ci siano danni ovviamente alle auto o alle persone. Questo dunque per quanto riguarda un ultimo report del maltempo nel Trevigiano. Adesso andiamo nel Bellunese e ripartiremo poi parlando di maltempo.
Perché? Perché parliamo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri e quindi oltre 5 milioni e mezzo di euro di stanziamento per gli eventi meteorologici che hanno interessato tra giugno e luglio il Cadore per la frana dalla Croda Marcora che ha invaso la statale 51 di Alemagna. La notizia dunque dello stato di emergenza e dei 5 milioni e mezzo di stanziamento era attesa da settimane. A darne conto oggi in tandem il presidente del Veneto Luca Zaia e il senatore Luca De Carlo, che hanno rilanciato il provvedimento del ministro Nello Musumeci. Lo stanziamento arriva dal Fondo per le emergenze nazionali del Ministero per la Protezione Civile e contribuisce ai primi interventi realizzati per liberare dal fango Cancia e rimuovere la frana sulla statale 51 tra San Vito e Cortina. E a proposito di Cortina, dal meeting di Rimini alla Palafiere di Longarone, il road show delle torce olimpiche entra nel vivo quando ormai mancano 162 giorni alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Delle due torce di Milano Cortina 2026. Hanno toccato terra bellunese le fiaccole ufficiali dell'ormai imminente Olimpiade invernale 2026, essenziali nelle linee, segnano il passaggio tra passato e presente e svettano di fianco alla torcia che nel 1956 Zeno Colò portò a Cortina con gli sci ai piedi. Poco più di 160 giorni a Milano Cortina 2026 e la simbologia dall'infa allo spirito olimpico. Penso che questa veramente la fiaccola olimpica sia un simbolo di pace, dovrà essere un simbolo di pace e mi auguro che le Olimpiadi possano segnare veramente la pace nel mondo, perché questo è un evento dello sport, lo sport unisce i popoli e deve essere una grande festa e potrebbe essere proprio questa una bella occasione. La fiaccola olimpica prima dell'accensione del braciere dei giochi farà tappa a Belluno il 25 e 26 gennaio e nel percorso verso Cortina partirà da Longarone nella giornata che segna il 70° anniversario dei giochi invernali 1956. Un roadshow sul quale si sta lavorando per il coinvolgimento più ampio possibile di tutto il territorio provinciale, perché Cortina è contenitore ma è il locomotore dell'eredità diffusa, dice il sindaco Gianluca Lorenzi. Padiglione E del Palafiere di Longarone gremito in ogni ordine di posto da autorità, atleti e rappresentanti del mondo della politica, dello sport e delle categorie economiche. Un momento emozionante, un momento in cui io credo finalmente tutti hanno capito che dobbiamo tutti lavorare e pensare solamente al bene e all'interesse di questo territorio, delle nostre popolazioni. Ce lo meritiamo, io dico di sì, dobbiamo fare di più, dico anche su questo dico di sì. Con la presidente di Longarone Fiere Caterina Carrera a fare gli onori di casa, il presidente della Fondazione Cortina Stefano Longo e l'Union Camere con Franco Conzato. Al presidente Zaia il compito di tirare le fila del viaggio di conquista delle Olimpiadi. Io non ci sarò più, afferma, ma è giusto che qualcuno continui a vigilare sul 1,8 miliardi di opere che non avremmo potuto finanziare altrimenti. Sicuramente le Olimpiadi diventeranno un grande motore per il territorio e hanno bisogno di consenso e di condivisione sul territorio. Voglio ricordare che chiuse anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi, qui resta un grande lavoro da fare in maniera tale che la legacy si rinnovi di giorno in giorno, perché dobbiamo approfittare di tutto l'abbrivio che si danno alle Olimpiadi. Quello è un lavoro serio da fare, è un grosso lavoro. Le torce spente, le scintille accese, l'avete visto già intravisto nelle immagini, è stata una passerella anche per il centrodestra veneto a Longarone per la presentazione delle torce olimpiche tra sorrisi e sospesi. Più che una foto di famiglia, un regolamento di conti a distanza. A Longarone Fiere si presentavano le torce olimpiche, atmosfera cordiale e di festa fra gli invitati. In assetto da quasi parata i pezzi da 90 di Fratelli d'Italia e Lega, impegnati in queste ore in una trattativa per la scelta del candidato presidente delle prossime regionali. Peccato che l'aria fosse meno da squadra olimpica e più da ring politico. Sorrisi di circostanza, pacche di spalle a distanza di sicurezza, applausi quasi a cronometrare il consenso del presidente Zaia, che resta convitato di pietra col suo carisma che incombe sul futuro della coalizione. Il presidente a fine corsa, Lega e Fratelli d'Italia ai ferri corti per il dopo. Ai margini l'assessore Bottacina, le prese con le polemiche incandescenti sulle interviste pagate e la pubblicità istituzionale che rivendica essere state fatte in trasparenza e rispetto delle delibere. Mai più non è passato inosservato il gelo politico tutto interno a Fratelli d'Italia, con il senatore Luca De Carlo da un lato, l'eurodeputata Elena Donazzan dall'altro. In Veneto
Veneto, spiega Donazzan, bisogna chiarire che c'è un'aspettativa alta nei confronti di Fratelli d'Italia, ma di Giorgia Meloni. I veneti scelgono la persona. Da altre parti un presidente di regione è sconosciuto alle volte. In Veneto i veneti chiedono chi sarà il presidente della regione. Sentono la regione come loro. Guai a fare imposizioni, perché se ne perde. E quindi se lei fosse un elettore di Fratelli d'Italia voterebbe Elena Donazzan o Luca De Carlo? Se fossi un elettore di Fratelli d'Italia voterei Donazzan, ovviamente. All'ombra delle torce spente a Longarone così si consuma un nuovo capitolo della resa dei conti nel centrodestra veneto, che fatica a mostrarsi unito con l'incognita della data del voto. Nelle scorse ore quella del 9 novembre, che circola insistentemente a Palazzo Ferrofini, ma per ora resta solo un'ipotesi. Vedremo che accadrà. Riunione tecnica di coordinamento in prefettura per approvare il piano coordinato di controllo della provincia, piano elaborato con il supporto di Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri, condiviso dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Provincia di Belluno, Comuni di Belluno, Feltre, Cortina e Borgo Valbelluna. La pianificazione prevede un'attività di controllo con una costante vigilanza degli obiettivi ritenuti sensibili di furti, rapine o spaccio di sostanze stupefacenti, prevedendo l'assegnazione di un settore alla polizia e di uno ai carabinieri con alternanza a rotazione giornaliera. A proposito di sicurezza, la notizia era nell'aria da un paio di mesi e coincideva con la fine del mandato triennale imposto ai vertici delle forze dell'ordine. Il tempo del trasferimento è arrivato anche per il colonnello Enrico Pigozzo, comandante provinciale dei Carabinieri di Belluno, che oggi ha lasciato l'incarico per ricoprire quello del comandante della scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Il comando provinciale di Belluno è in arrivo il colonnello Carmelo Rustico, che proviene dal comando generale dell'Arma. Fra i ringraziamenti del colonnello Pigozzo, anche quello ai cittadini bellunesi che con la sua famiglia lo hanno accolto, facendoli sentire parte della comunità. E l'Associazione Bellunesi nel Mondo ricorda la tragedia di Matt Mark con una mostra immersiva al Museo dell'Immigrazione. L'abbiamo visitata. 30 agosto 1966, a Mattmark, nello svizzero Canton Vallese, crolla il ghiacciaio alla Lin. Perdono la vita 88 persone, di loro 56 erano italiani, 17 bellunesi. È un monito per non dimenticare e per impedire che si realizzano ancora tragedie come queste, che erano un po' prevedibili come è successo per il Vajont. 60 anni dopo, come a Longarone, perché si stava costruendo una diga, come sulla Marmolada, con le persone travolte dalla neve e dal ghiaccio scivolato a valle, come per il Vajont, anche per quanto accadde ai 2200 metri di quota di Mattmark, per la giustizia non ci fu nessun colpevole. Le baracche, il cantiere, collocati lì alla fine dell'imbuto che ospitava il ghiacciaio. Non ci fu nulla da fare per chi vi si trovava, illesi colleghi che, come Armando Lovatel, erano poco distanti e che si sarebbero adoperati per ritrovare i corpi delle vittime. Non ti dimentichi, prova a fare quello che vuoi, ma non dimentichi mica. Quanto ha sofferto per quello che ha visto dopo con i cadaveri? Abbiamo sofferto tutti, ma tanto, poi amici anche, no? E allora, specialmente Mario Fiavani, l'ho trovato io, ma eravamo amici tante volte, per esempio a agosto degli anni prima, 63-64, sono venuto fuori con macchina insieme a loro in ferie, tanto per dire, e sono morti tutti e tre, Nino, Mario e Celestino. Quindi siamo andati ricordi e brutti ricordi. Per non dimenticare, con una mostra immersiva, con una pubblicazione, con un viaggio commemorativo a Mattmark, con un'associazione che anche da quelle tragedie prendeva lo spunto per iniziare la sua storia. L'Associazione Bellunesi nel Mondo è nata pochi mesi dopo questa tragedia e è stato anche il motivo per cui questa associazione è nata ed è diventata anche un punto di riferimento a livello nazionale. E allora, prima di lasciarvi al meteo, rivediamo questa immagine emblematica. Lo dicevamo, grossa, violenta grandinata nella zona di San Biagio di Callalta e dintorni. Questa immagine proprio ci arriva da San Biagio di Callalta. Le previsioni del tempo e poi continua la programmazione di Antena 3. Grazie per averci seguito, arrivederci.